Tre volti che hanno fatto la storia della lotta alla criminalità organizzata: Rosario, Giovanni e Paolo, tre uomini che hanno pagato con il loro sangue l'ideale in cui hanno creduto, la giustizia. I tre storici magistrati siciliani assassinati dalla mafia nei terribili anni 90, Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, compariranno sul francobollo da 60 centesimi che sarà emesso il 21 settembre prossimo dalle poste italiane per celebrare la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Il francobollo, il classico autoadesivo, recherà oltre ai ritratti dei magistrati anche il logo della DIA, ovvero l'organismo istituito nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Data dell'emissione non scelta a caso, il 21 settembre. Quel giorno di 22 anni fa venne assassinato lungo la statale 640 all'altezza di Contrada Gasena il magistrato canicattinese Rosario Livatino. Per lui si sono aperte le porte che potrebbero portarlo alla santità come martire. Poi Giovanni Falcone, che cadde nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, e Paolo Borsellino, ucciso nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio nello stesso anno. Falcone e Borsellino sono stati già effigiati su un francobollo italiano nel 2002. In occasione dell'emissione del nuovo francobollo per la DIA, come detto il 21 settembre prossimo, sarà messo in vendita anche un bollettino illustrativo con un articolo a firma di Alfonso D'Alfonso, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, che ripercorre quelle tragiche vicende e le sconvolgenti guerre di fuoco avvenute nella terra siciliana. Un modo per ricordare e far riflettere tre uomini che per combattere la criminalità organizzata sono stati sterminati senza alcuna pietà. Pochi giorni fa è stato l'anniversario del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, anche lui piegato dalla furia dei Kalashnikov della criminalità organizzata, figure di ineguagliabile coraggio che resteranno impresse, oltre che nei francobolli, nella memoria di tutti per sempre.